Questa è Villa Zileri Motterle, ci troviamo a Monteviale, in provincia di Vicenza. Nel 1436 il conte Antonio Nicolò de' Loschi, una delle più importanti famiglie della nobiltà vicentina, acquisì una tenuta di 800 campi nella campagna di Biron. Come per altre ville venete, il terreno verrà utilizzato per uso agrario. Queste campagne della tenuta Loschi, tra il 6 e il 7 ottobre del 1513, durante la guerra della Lega di Cambrai, furono attraversate dagli eserciti imperiali e della Serenissima in un inseguimento finito con la battaglia della Motta, disastrosa per i veneziani. Nel 600 la famiglia Loschi amplia il complesso residenziale. A inizio 600 viene costruita la cappella privata addossata al Colle San Giorgio. Nel 1665 viene costruita la Grotta delle Conchiglie, uno spazio di rappresentanza decorato di conchiglie e specchiature affrescate, nella quale i nobili Loschi accoglievano e stupivano i loro ospiti. Nel corso dei secoli la famiglia si distinse sia per meriti letterari che imprese militari, e nel 1729 viene finalmente iscritta nel libro d'oro della nobiltà veneziana, diventando ufficialmente parte del patriziato della Serenissima. Nicolò Loschi, in occasione del prestigioso riconoscimento ottenuto, ritenne necessario adeguare la struttura e l'immagine della villa. L'architetto Muttoni riprogetta sia l'assetto degli edifici che della corte del complesso. Venne chiamato poi un giovane ed emergente Giambattista Tiepolo per affrescare lo scalone e il salone del piano nobile. Nel 1848 la famiglia Loschi si estinse e la villa viene ereditata dalla Drusilla Dal Verme, che ristruttura la cappella in stile neobizantino ispirato a San Marco e promuove la riprogettazione del parco secondo il nuovo gusto romantico all'inglese. Con la morte di Drusilla la villa passa in eredità ad Alessandro Zileri, grande viaggiatore che negli anni tra il 1887 e il 1889 compì un lungo viaggio attorno al mondo a fianco di Enrico II di Borbone, principe di Parma. Gran parte degli oggetti esposti oggi nel Museo d'Arte Orientale di Venezia derivano proprio da questo viaggio.